Signore e signori, buongiorno. Vengo con il presente video ad offrirvi una preview di quello che sarà sabato 18 alla convention dei movimenti autonomisti, federalisti e indipendentisti che si terrà a Marcon, Venezia, presso l'Anthony Palace Hotel, alle ore 14:45. Innanzitutto stabiliamo dei parametri. Patto per l'Autonomia Veneto è chiaramente schierato contro qualunque partito politico nazionalista. Patto per l'Autonomia Veneto da molti mesi ha intrapreso una strategia di lavoro politico incentrata nel creare un clima d'armonia collaborativa con moltissimi movimenti politici in tutta la penisola. Tutti i partiti, tutti i movimenti che rivendicano nei loro territori maggiori forme d'autonomia amministrativa. Patto per l'Autonomia Veneto sta esportando una filosofia di collaborazione che veda come punto di riferimento fondamentale un concetto di base che si può esprimere meglio in lingua veneta, ovvero paroni a casa nostra. Questo concetto però deve valere per tutti. Per riuscire a portare avanti questo principio, che di fatto è l'essenza stessa dell'autogoverno, come Patto per l'Autonomia Veneto abbiamo iniziato un percorso che sta riscuotendo sempre maggiori consensi, ove diventi indispensabile la coesione di tutti i movimenti autonomisti, federalisti e indipendentisti in una strategia politica comune. La coesione strategica di tutti coloro i quali a livello nazionale spingono per i loro territori in un contenitore di rivendicazioni comuni. In questo specifico momento storico di insipienza politica può diventare il grimaldello con il quale poter cambiare dalle basi questo Stato. I partiti nazionalistici e sovranisti tendono all'accentramento. Noi spingiamo non solo l'Italia, ma per l'Europa tutta, verso un cambiamento di rotta forte, deciso e radicale. L'Italia e l'Europa non sono nelle condizioni di poter correre ovunque alla stessa velocità. C'è necessità di dare strumenti e possibilità differenti a seconda del punto di partenza. Questo, a differenza dei detrattori, non vuol dire creare zone di serie A o zone di serie B, ma si tratta di poter offrire le soluzioni di governo socio-economiche differenti che possono nel breve e medio termine garantire possibilità di crescita differenziata in un'ottica di qualificazione della vita. Questo tenendo conto delle esigenze specifiche dei territori che molto differenti sono gli uni tra gli altri. Patto per l'Autonomia Veneto ha già stretto alleanze con svariati movimenti che condividono questa visione e sempre di più sono coloro i quali vogliono collaborare per creare quella massa critica che già alle prossime elezioni politiche, quando ci saranno, potranno diventare il punto di partenza per la sferzata che serve a questa nazione ormai distrutta dalla politica con la P minuscola. Vi aspettiamo sabato 18 alle ore 14:45 a Marcon, ne saprete di più.